Buonasera, a pochi giorni dagli eventi letterari del Monte Verità di Ascona noi giochiamo d'anticipo su questa manifestazione letteraria che andrà in scena da giovedì fino a domenica, collegandoci con uno degli ospiti d'apertura. Lui è un celebre giornalista, un intellettuale, uno scrittore nato a Beirut in una famiglia ebraica, ma sarà poi in Italia che si farà il nome. Lui è un giornalista, penso lo si possa dire tranquillamente, che ha cercato di raccontare il mondo usando sempre la propria testa. E allora diamo il benvenuto, o forse è lui a dare il benvenuto a noi, diamo il benvenuto a Gad Lerner. Buonasera. Buonasera e grazie dell'invito. Sì, grazie a lei. Vedo la libreria alle spalle, quello è il suo angolo, la sua comfort zone a casa sua. È il mio antro di lavoro. Ormai ci si prepara qui, si pagano i figli perché registrino sul computer dove stanno i libri, altrimenti non li recuperi più, ma restano strumenti di lavoro indispensabili. Chissà se c'è l'Ulisse di James Joyce, perché il tema degli eventi letterari del Monte Verità è, per questa edizione, Le nostre Odissee. Questo è un po' il titolo, il fil rouge della manifestazione, e ovviamente l'allusione va anche all'Ulisse di James Joyce, che era stato pubblicato esattamente 100 anni fa. Lo confessi, l'ha letto questo libro, perché è uno di quei libri che tutti conoscono ma nessuno ha letto. Dichiariamo subito la nostra ignoranza. L'ho assaggiato e peraltro sta in un'altra parte della casa, perché qui è soltanto la saggistica, non c'è la letteratura. E poi le Odissee che vado a raccontare, a discutere con Yasmina Khadra giovedì ad Ascona. Yasmina Khadra, che come voi forse già sapete si chiama in realtà Mohammed, è un uomo algerino che ha scelto lo pseudonimo femminile per i suoi bellissimi libri gialli, ma intrisi del sapore mediterraneo e anche del dramma del terrorismo. Dicevo, le nostre Odissee hanno in comune che siamo due persone della sponda sud del Mediterraneo che hanno trovato felicità, conforto e sicurezza sulla sponda nord del mare. Io in Italia, Yasmina Khadra in Francia. Quindi Gad Lerner ha vissuto la condizione dell'apolide una volta arrivato in Italia, che significa non avere un documento di identità. È stato complicato ottenere il passaporto italiano? Mi sono dovuto sposare, perché nonostante fossi arrivato in Italia all'età di 3 anni, ho fatto tutte le mie scuole qui, avevo cominciato a fare il giornalista qui, mi sentivo italiano, ma lo stesso dovevo fare ogni 6 mesi o ogni 12 mesi la fila all'ufficio stranieri della questura per riottenere il permesso di soggiorno, una condizione che non raccomanderei a nessuno. E anche per andare da Milano a Lugano, che come sapete ci si mette meno di un'ora, dovevo ottenere un visto concessomi dal consolato svizzero di Piazza Cavour, che mi dava il permesso di andarci una volta entro 15 giorni e non di più. Insomma, meglio avere una cittadinanza, ve lo garantisco. Beh, certo, quindi da apolide a imperatore. Gad Lerner, devo dire che questa pedina viene scelta rarissimamente, mi ricordo Carla Del Ponte e pochi altri, perché sembra un atto di vanità scegliere la pedina dell'imperatore. E lei l'ha scelta perché? Mi sorprende questa scelta. Perché credo che ciascuno di noi aveva bisogno di una buona dose di autoironia, prenderci in giro da soli. Guardatemi in faccia, vi sembro un imperatore, ho un caratteraccio, sono spigoloso, talvolta nel lavoro mi sono mostrato anche autoritario, ma vi assicuro che non comando neanche sul mio amatissimo cane. Quindi viva l'imperatore che io non sono e sfidiamo la sorte. Certo, no, parlare di imperatore poi in questo periodo, quando tornano certe nozioni imperiali, guardando un po' nell'Europa dell'Est, è ovviamente una pedina da prendere con autoironia. Una pedina che metto sulla casella della partenza. A me avevano detto che lei il dado lo avrebbe avuto, invece no, è
è in auto, se non sbaglio, e quindi si deve fidare della mia mano, eh? Ma io sono un imperatore benevolo. Eccoci, va bene. Faccio un 3, 1, 2, 3 e entriamo nella scuola. Questa è la casella che ci porta sui banchi di scuola. Lei è arrivato a 3 anni in Italia, quindi la scolarizzazione è stata completamente svolta in Italia. Che scuola ha vissuto lei in quegli anni? Era una scuola dove si insegnava la libertà o era una scuola istituzionalmente che irregimentava gli allievi? È una scuola che mi ha fatto diventare appassionatamente italiano. Non sono mai stato patriota come alle elementari, anche perché le frequentavo nel 1961, anno in cui si festeggiava il centenario dell'Unità d'Italia, e nella mia classe delle elementari non ero mica l'unico che apprendeva l'italiano come una lingua da scoprire, perché chi era arrivato qui a Milano dalla Calabria, dalla Sardegna o anche dal Polesine, dal Veneto, aveva il dialetto e non la lingua italiana. La gratitudine che io porto ancora a Ada Fiecchi, la mia maestra delle elementari, è qualcosa che mi commuove al solo parlarne. E indugio a lungo su questa esperienza di integrazione vissuta negli anni 60 del secolo scorso nella scuola elementare pubblica Leonardo da Vinci di Milano, anche perché invece poi il mio percorso scolastico successivo è stato piuttosto burrascoso. L'università mi ci sono iscritto, ma poi non l'ho frequentata perché era arrivato il tempo della militanza politica rivoluzionaria. Quindi la sua università è stata nella redazione, per esempio, di Lotta Continua, questo organo della sinistra extraparlamentare di ispirazione operaista, rivoluzionaria, comunista, un po' scettico però su certi regimi, Lotta Continua. Quindi non ha avuto dubbio, ha lasciato la scuola per buttarsi in quel mondo lì. Ma chi l'ha indotta? Che clima si respirava in casa sua? I suoi genitori, insomma, si discuteva di politica in casa oppure è stata una sua mattata? È stata una rottura, come spesso avveniva all'epoca, accompagnata dalla scelta a 18 anni di andare via di casa, affittare una soffitta di ringhiera nelle case di ringhiera di Milano col cesso sul ballatoio insieme ad altri amici, fare le levatacce per andare a volantinare davanti alle fabbriche e poi riunioni su riunioni in stanze fumese, incontrando però intellettuali che ti costringevano a studiare. Questa è una fortuna che ho avuto io, non a tutti è toccata allo stesso modo. Operai che si erano acculturati da sé e che a loro volta davano sul lavoro uno sguardo originale, non dogmatico. È stata la mia scuola. Potrei dire che la mia scuola è stata la redazione di Lotta Continua per quanto riguarda il giornalismo, ma prima ancora il marciapiede. Il marciapiede davanti alle fabbriche, davanti alle scuole. Certo. Giornalismo da marciapiede. Sì, dopo da boulevard si dice in Francia, e poi certo il giornalismo che l'ha portata, lo diciamo al nostro pubblico, a Radio Popolare, un emittente di riferimento dalla sinistra milanese, poi all'Espresso, vice direttore alla Stampa, già giovanissimo insomma, poi inviato, Corriere della Sera, Repubblica, la RAI, e ci arriveremo. Allora, procediamo oltre la scuola, perché dopo la scuola andiamo sulle vittorie. Ecco, è di quella generazione Gad Lerner un uomo che si può dire abbia avuto successo, almeno la fama nazionale in Italia è arrivata e non era scontato in mezzo a quel branco di idealisti giovani di sinistra. Molti si sono poi persi, molti si sono integrati. Gad Lerner ha avuto successo, su questo non ci sono dubbi. Come ha vissuto quella stagione del riconoscimento, della notorietà e della fama? Beh, come dimostra la mia scelta della
pedina dell'imperatore, ci ho provato gusto, sarebbe sì. ipocrita negarlo, anche perché io avevo la R moscia, il nome strano, ero decisamente brutto, tutto mi sarei immaginato, tranne che di avere successo in televisione e di averlo, badate bene, adoperando le esperienze che mi ero fatto nelle assemblee, anche discutendo in modo acceso, confrontandomi, vincendo il terrore, la timidezza di tenere in mano un megafono o un microfono. Quelle furono le trasmissioni di racconto della realtà, poi le hanno chiamate talk show, che sul finire degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, confrontandoci nel nord Italia in particolare anche con questo movimento così strano che stava emergendo allora, che era il leghismo, sì, fecero notizia e mi hanno portato quello che mai mi sarei aspettato, una grande fortuna. Quella è anche stata, benessere sì, economico. quella perché... è stata l'intuizione di Gad Lerner, vero? Occuparsi della questione non meridionale, ma della questione settentrionale, negli anni in cui turbolenti della politica, lei appunto nello studio di Profondo Nord, questa è stata una trasmissione di successo, in cui mi ricordo anche nella scenografia un'Italia capovolta, forse in una serata c'era questa intuizione, ospitava Umberto Bossi, negli anni turbolenti della politica italiana, poi ci sarebbe stata la discesa in campo di Berlusconi, si parlava dell'Ulivo, in quel contesto in cui insomma si manifestava una lotta fra il nord, il nordismo secessionista. Allora la Lega aveva quella vocazione, poi è diventata con Salvini più nazionalista, e da una parte, dall'altra si parlava di Maastricht e dell'Europa. Cos'è successo lì per l'Italia, in generale per l'Europa? Sono stati anni cruciali che poi lei giornalisticamente ha saputo cavalcare con grande abilità. Mi lasci ricordare quando invitavo il fondatore invece della Lega ticinese, Bignasca, sì, e imparavo, dialogando con lui, che anche i miei leghisti lombardi e padani erano terroni agli occhi di qualchedun altro, andavano tenuti in qualche modo a distanza. Ho capito che le piccole patrie tendono a frantumarsi e che il nazionalismo è sempre e comunque una bestia pericolosa, cosa che oggi tragicamente riviviamo ai confini est dell'Europa. Ringrazio il cielo che invece sul mio passaporto agognato finalmente ci sia anche il marchio dell'Unione Europea, che ha al contrario un'idea sovranazionale, antidoto a questi nazionalismi che pure nascono da bisogni, sentimenti, culture antiche che andavano comprese quando nelle mie trasmissioni arrivavano e dicevano: noi vogliamo essere padroni a casa nostra. Padroni a casa nostra non vuol dire niente se ci pensate, eppure quanto ha pesato e pesa ancora nel dibattito pubblico. Cosa c'è di sbagliato nel dire essere padroni in casa nostra? Lo chiedo all'autore di un libro, Tu sei un bastardo, che si richiama la propria passione per i cani, ma soprattutto rivendica la libertà di andare oltre la retorica del regionalismo come prospettiva politica. Cosa c'è di sbagliato di fronte anche alla globalizzazione che ha un po' omologato e rovinato il mondo, a rivendicare delle proprie radici in un localismo culturale e anche politico? Gli uomini non sono vegetali, gli uomini non hanno radici, per fortuna, perché se avessero delle radici sarebbero inchiodati al terreno, non camminerebbero e morirebbero di fame e di sete. Scusate se la butto così sul semplice, so che è una metafora
quella delle radici, e ciascuno di noi ha delle passioni, delle ascendenze alle quali ama richiamarsi, soprattutto quando diventiamo vecchi, da giovani un po' meno. E però il sottotitolo di quel libro che mi è caro, Tu sei un bastardo, diceva contro l'abuso delle identità. Ce le inventiamo molto spesso le nostre origini, le nostre radici, ci illudiamo che vi sia autenticità dove invece la storia, la cultura hanno fatto il loro corso. E ancora oggi che la guerra sembra mandare in frantumi la globalizzazione, tanto per capirci, il posto da cui è più comodo in questo momento, sarebbe più comodo rifornirsi di gas e di petrolio, si chiama Russia, ma noi stiamo pensando che non si possa più. Dovrebbe essere un reciproco vantaggio per loro vendercela e per noi rifornircene, e dovrebbe derivarne benessere, prosperità e anche democrazia dall'una e dall'altra parte di questo scambio commerciale. Ma non potremo farne a meno in futuro. Certo. Quindi oggi viviamo un momento di interruzione drammatica della visione globale, ma se pensiamo, rinchiudendoci nelle piccole patrie, di risolvere il problema, siamo fritti. Quindi la retorica, la strategia del chilometro zero va bene per il vino che lei coltiva, ma non per gli uomini. Lasciamo le vittorie, questa volta faccio un 4, 1, 2, 3, 4 e arriviamo sulla piccola città. Abbiamo parlato di regionalismi, la piccola città, non si può dire che Milano sia una piccola città, ma evocando un'altra città che le è cara, che io ho evocato nella presentazione, cioè Beirut, lei ha ancora dei contatti con il Libano, con questa nazione, repubblica parlamentare che sta lontana e vicina fra Siria e Israele. Il destino della mia vita stare sempre un po' in mezzo, per cui io potrei dirle che ho legami altrettanto intensi con due città vicinissime tra loro. Per andare dall'una all'altra, i miei genitori, quando io non ero ancora nato, prima del 1948, prima che ci fosse un confine di guerra, ci mettevano in automobile un paio d'ore, e sto parlando di Beirut e di Tel Aviv. Tel Aviv, io ho dei figli, ho dei nipoti, tanti parenti e la gran parte della mia famiglia è tornata a vivere in Israele. A Beirut invece ci sono andato da adulto, quando finalmente ho avuto il passaporto italiano che mi consentiva questi viaggi un po' spericolati, e l'ho raccontata anche nei libri, perché era in qualche modo il mito della mia famiglia. Mia madre la raccontava come il luogo delle beatitudini, di una qualità della vita impareggiabile, di una cucina squisita, del bagno in mare fatto dopo aver trascorso la mattinata sulla neve dello Shuf. Oggi invece il Libano soffre una condizione terribile. Voi in Svizzera avete molti emigrati libanesi, in genere, non voglio generalizzare, ma benestanti, penso alle banche di Ginevra che sono state fondate o animate dallo spirito imprenditoriale fenicio di quella terra, si intrecciano, e questo è il fascino del Libano, si intrecciano etnie, religioni, culture diverse. È un paese nel quale esistono 16-17 diverse confessioni religiose, tanto per capirci. È un mosaico, disse una volta Giovanni Paolo II andando in visita. E in piccolo è un luogo che ha vissuto una guerra civile feroce, pieno di profughi, ma dove si capisce anche che l'unico destino a noi possibile è quello di sopportarci a vicenda e di trovare forme di convivenza. Certo, lei poi un viaggio, perché questa è un'edizione che parla anche di Odissee,
un viaggio letterario e nella memoria lo ha fatto scrivendo il libro Scintille, che è un'immersione nella storia della sua famiglia e lì, ecco, devo dire delle radici anche, no? Anche se è un termine che ovviamente lei mal sopporta. Perché, no, sono radici sradicate. Ecco, perché ha intitolato questo libro Scintille? Perché nella Kabbalah, cioè nella mistica ebraica, le anime strappate prematuramente alla vita, ai loro corpi di appartenenza, diventano anime vagabonde che si scontrano, che cercano di entrare dentro di noi come ricordi, come guida, come ammonimenti in continuazione, e in questo continuo turbinio, in questo movimento rotatorio che in ebraico viene chiamato Gilgul, producono Netzizot in ebraico, cioè scintille appunto. Sono scintille di anime vagabonde che nel mio caso arrivavano dall'Ucraina, perché la mia famiglia paterna è scampata, direi, emigrando da lì. Tutti gli altri che sono rimasti nella regione di Leopoli, seguo questa guerra con particolare trepidazione, sono stati sterminati, altri dalla Lituania, altri dalla Turchia, trovandosi a Haifa e poi spostandosi ad Aleppo, migrazioni, vagabondaggi che mi hanno fatto nascere a Beirut appunto, ma che per fortuna mi hanno fatto poi partire dalla città in cui sarebbe scoppiata quella guerra civile. Chissà se sarei ancora vivo, fossi rimasto a Beirut e non fossi venuto qui in Italia. È un libro questo che ha destato una polemica. Lei ha vissuto in mezzo alle polemiche, il lavoro che ha fatto spesso l'ha portata a confrontarsi anche in modo duro, a volte violento, con certe istituzioni. Matteo Salvini, no? La storia del Rolex, Rolex, il comunista con Rolex, anche dal Partito Democratico, sì, di cui, eccolo il Partito Democratico di cui con cui aveva lavorato, stilando e redigendo il codice etico del Partito Democratico, poi è andato in contrasto sulla politica migratoria con Repubblica, con la Siria anche c'è stato uno screzio relativo a un visto. Però questo è un libro che ha portato con sé una polemica più interna alla famiglia, cioè suo padre ha querelato lei per diffamazione. Cos'è successo? Perché è arrivata questa querela che poi è rientrata? Le rispondo subito, ma vorrei prima che abbiate apprezzato l'oro massiccio e la corona di diamanti che contornano il Rolex che porto al polso dal 1992, del quale in Svizzera credo siano diffuse centinaia di migliaia di copie, ma per dire appunto come si formano le caricature delle persone. Invece il confronto con mio padre è stato doloroso, anche se poi si è ricomposto. Mio padre non c'è più, in tribunale è stata una sceneggiata durata 2 o 3 udienze perché non c'era materia del contendere, ma nel profondo sì che c'era, perché mio padre è stato l'esempio di come anche la retorica del cosmopolitismo, le persone che sanno parlare molte lingue, che hanno abitato in diversi paesi, debba poi cedere nella realtà il passo alla fatica del vivere da sradicati, se vuole che continuiamo ad appurare questa metafora da cui diffido, per cui sì, sai tante lingue, ma le parli tutte quante male, non ne hai una nella quale riesci ad esprimerti fino in fondo. La tragedia che ha vissuto la tua famiglia, nel caso di mio padre, lui da bambino ci andava in vacanza in questa regione di Leopoli a trovare i parenti che gli dicevano: "Oh, cosa siete andati a fare laggiù in Palestina, in Siria, dove fa un caldo boia, non è un clima adatto a voi, perché non state qui che si sta tanto bene?" E poi sono stati tutti sterminati. Non era capace di raccontarcelo, tantomeno sua madre, sua nonna, con cui anche ho avuto rapporti, mia nonna, con cui anche ho avuto rapporti difficili, perché non avevamo capito niente.
che dietro a quelle rimozioni c'era una tragedia, c'era il confronto con una grande storia del Novecento di cui noi eravamo dei prodotti inconsapevoli. Lasciamo allora la piccola città che ci ha portato a Beirut, andata e ritorno, un 5 questa volta, 1, 2, 3, 4, 5. Beh, siamo sulla libreria, ne abbiamo già parlato, la libreria. Insomma, la libreria è la libreria, una casella che viene rappresentata con un albero che fruttifica con molti libri. Lei ha preso questa via dei libri, occupandosi spesso anche del mondo operaio. Ci sono, decorre il 100° dalla nascita, non solo dalla pubblicazione del libro di James Joyce, ma anche dalla nascita di Pasolini, e Pasolini era uno che aveva fustigato, no? Certi intellettuali che pensavano, insomma, di riuscire ad interpretare il mondo operaio. C'è anche un libro che è uscito, si intitola L'Infedele, che rievoca una sua trasmissione televisiva, un libro di recente pubblicazione, Feltrinelli 2000 se non sbaglio, in cui si pone l'accento e attenzione su questo passaggio da una militanza di sinistra e poi all'appartenenza a un establishment. Ecco, il mondo dei libri ha tradito il mondo degli operai? No, me lo lasci dire in sintesi, è la verità ambigua, dalla quale è giusto anche che chi ci ascolta diffidi, è che si può essere di sinistra e parte dell'establishment nello stesso tempo. Una volta era impossibile, oggi succede. Ancora mi lasci dire dalla bella, raffigurazione che lei ha fatto della libreria come un albero in cui i frutti sono i libri. Questo mi consente da ebreo di citare il Vangelo, secondo il Vangelo, se non sbaglio, di Marco, secondo il quale non dalle radici ma dai frutti verrete giudicati. E questo vale anche per la cultura. Questo libro, L'Infedele, una storia di ribelli e padroni, in cui faccio i conti col Rolex, in cui faccio i conti con il mio essere arrivato al benessere e alla confidenza anche con esponenti dell'imprenditoria, della finanza, della classe dirigente, essendo partito da lotta continua. È un libro più recente, l'ultimo che ho scritto è del 2020, se non sbaglio. Sì, racconta le mie contraddizioni, nella convinzione che bisogna sempre dichiararle se si vuole essere presi sul serio, se si vuole risultare credibili. La coerenza assoluta nelle scelte di vita è di pochissimi, che io ammiro ma che non sono stato capace di seguire. In questi giorni dialogo spesso con Alex Zanotelli, che è stato missionario comboniano e che a un certo punto della sua vita ha scelto di trascorrere 12 anni, 12 ne ha trascorsi, abitando in una baracca dentro a una gigantesca discarica di rifiuti della periferia di Nairobi in Kenya, per condividere la condizione di vita di chi rovista tra quei rifiuti per tranne pochi centesimi di reddito quotidiano. Poi è tornato in Italia ed è andato a vivere al rione Sanità di Napoli a seguire la vicenda della Terra dei Fuochi. Io non ho la sua coerenza di vita, ma so che quelli sono valori di riferimento da non perdere. A proposito di alberi e radici, è buono il nebbiolo, mi risulta anche Barbera, che produce Gad Lerner, in Piemonte ovviamente. No, allora sfatiamo. Il produttore si chiama Fabrizio Iuli ed è capace di fare il vino per davvero. Se il vino fosse fatto da Gad Lerner vi sconsiglierei di berlo, e infatti non c'è il mio nome sull'etichetta. Detesto i personaggi pubblici che
promuovono il loro vino, non faccio nomi, c'è anche un noto conduttore televisivo italiano col quale non vado d'accordissimo che fa il vino, c'è un politico ex importante, non troverete il mio nome su quelle bottiglie, e questo dovrebbe rassicurarvi, perché c'è del Barbera, c'è del Nebbiolo, c'è del Pinot Nero che valgono la pena, perché li fa chi li sa fare. Da un'eccellenza a un'altra. Noi stiamo arrivando alla conclusione, ma prima di salutarci io vorrei farle sentire qualche nota che sicuramente riconoscerà e poi vediamo che cosa le suggerisce. Ecco, poi attaccherà con "Oh mia patria, sì bella e perduta". Gad Lerner, perché abbiamo scelto il Nabucco di Verdi per salutarci? Forse per farmi un regalo. Certo. Forse per farmi un regalo. Mi avete riportato a un ricordo bellissimo. Una volta che ascoltai la rappresentazione dell'opera intera del Nabucco in Israele, sulle rive del Mar Morto, sotto la fortezza di Masada, all'aperto, direttore Lorin Masel. Il coro del Va Pensiero lo rifecero, perché c'era la richiesta del bis, lo rifecero 3 volte, l'unica volta che a metà di un'opera l'ho sentita così. Ma mi ricordate anche invece una parodia, ahimè, che il Va Pensiero e Giuseppe Verdi non si meritavano. Nella circostanza del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, quindi nel 2011, facevo la trasmissione L'Infedele, e quando partì l'inno nazionale, l'inno di Mameli, i leghisti rimasero seduti rifiutandosi così di rendere omaggio all'inno dell'Italia Unita. Poi il coro eseguì il Va Pensiero e a quel punto i leghisti si scattarono in piedi mettendosi la mano sul petto come in occasione di un inno nazionale. Oggi, che sono passati 11 anni, farebbero l'esatto contrario, ma insomma questo ci dice anche le fragilità degli argomenti delle patrie elevate a retorica pretestuosa. Bene, grazie Gad Lerner, ho sentito il cane in sottofondo, è lui che sentenziava la fine di questa... non manca mai, certo. Vi ho detto chi è l'imperatore in questa casa. Esatto, però è stato bravo, ha atteso il momento giusto per farsi sentire, certo, e per salutarci. Certo. Gad Lerner, grazie, allora l'aspettiamo fra qualche giorno. Se volete in Ticino, ci vediamo giovedì ad Ascona. Al Palacinema di Locarno, ecco, sarà più precisamente quello è il luogo e la data. Grazie e buonasera. Grazie. Buona serata. Buonasera a voi, grazie. E grazie anche a voi per essere stati in nostra compagnia. Ci rivediamo, lo sapete, come sempre, fra il quotidiano e il telegiornale, e domenica prossima con un altro gioco del mondo, con un'altra storia. Buona serata.